Al via stamani in piazza Vittorio Emanuele la festa della polizia, giunto al suo 171esimo anniversario alla sua fondazione. A fare gli onori di casa il neoquestore di Agrigento Emanuele Ricifari, da poco insediatosi. Presenti alla cerimonia autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa e il vescovo Don Damiano. Quindi la lettura del messaggio del capo dello Stato Mattarella ai presenti, del ministro Piantedosi e del capo della polizia. Il questore nel suo discorso ha voluto soffermarsi sulle 3 direttive racchiuse in 3 semplici termini: il mood in cui si sviluppa l'azione di direzione delle forze dell'ordine. La prima è una semplice particella ed è che ci unisce al verbo essere e all'avverbio sempre costituisce il nostro brand delle celebrazioni della fondazione da anni, cioè esserci sempre. Il secondo è quello dell'organizzazione che si fonda su una rinnovata cultura della sicurezza. Il terzo termine è quello della resilienza, utilizzato per far sì come la popolazione siciliana a fronte delle perduranti crisi economica, lavorativa e demografica riesce a trovare in sé la forza di adattamento e coesione per assicurare condizioni di vita dignitose. Il questore ha poi svolto un ringraziamento ai vari reparti della questura, ai sindaci della provincia, ai vari rappresentanti dei corpi di polizia, alla Digos, all'ufficio immigrazione, ai commissariati presenti in provincia come Licata, Canicattì, Porto Empedocle e Palma di Montechiaro. Quindi la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato di Agrigento e provincia che si sono distinti nello svolgimento della propria attività di servizio. Riconoscimenti sono andati a Lorenzo Pace, assistente capo Giovanni Croce, all'assistente capo Carlo Contino, al vicequestore aggiunto Genevieve Di Natale, a Giovanni Sagnitto, all'assessore coordinatore Giovanni Balistrelli, all'assistente capo Salvatore Vizzì, vice ispettore Tiranno Calogero, Angelo Iaquilino e Dario Grassadonio, quindi a Giovanni Sagnitto, il Walter Sacco e ad Antonio Licata. 171 anni, oggi l'anniversario della festa della polizia ad Agrigento, anche se lei è da poco un consuntivo di ciò che è stata l'attività anche di chi l'ha preceduta. L'attività c'è stata, i numeri ve li abbiamo forniti ed è la dimostrazione che ci siamo sempre, che è il motto della Polizia di Stato e che è anche l'impegno che prendo oggi ufficialmente di fronte alla cittadinanza. Un messaggio alla cittadinanza? Questo, ci saremo. E di ieri la dichiarazione dello stato d'emergenza sul fronte dell'immigrazione, lei da poco è stato a Lampedusa, vi preparate per un'estate calda in tutti i sensi? Sì, per la verità lo stato di emergenza sicuramente ci agevolerà, ma avevamo già cominciato ad affrontare una serie di situazioni che sono a dir poco immonde riguardo la condizione in cui chi avrebbe dovuto ha lasciato andare la situazione in particolare del CPR di Lampedusa, e parlo della situazione strutturale. Dico, è di ieri che per l'ennesima volta sempre lo stesso pullman si è guastato, si guasta sempre e lo abbiamo segnalato da mesi. C'è un cancello che sta appoggiato ed è divelto da circa 6 o 7 anni, segnalato alcune decine di volte. Ci sono le prese attaccate, come è stato osservato, nella zona dove c'è acqua che corre e quest'acqua che corre non è stata riparata, e questo non attiene né alla prefettura né alla questura né agli organi dello Stato, ma a chi ha firmato un contratto. 171 non sono pochi. No, 171 non sono pochi, ma noi siamo giovani perché ci nutre la passione per lo Stato e per i cittadini. Grazie.